Assessore Vascotto, ritorna a questo appuntamento tradizionale delle Fiat 500 a Gorizia, grande appuntamento, pare che il tempo tenga, insomma non resta che dire, venite a trovarci. Beh, sicuramente Gorizia ha sempre una novità ogni settimana, qui non si sprecano le idee, le presentazioni, le manifestazioni, non c'è un attimo di respiro. Quando dicono che Gorizia dorme, io credetemi non ho tempo neanche per le mie cose private più a seguire tutti quanti, è veramente una fornace di idee. Questa quarta edizione credo che è un punto di partenza per questa associazione che ha rinnovato nuovamente il regolamento, ha dato quel quid in più e già in mente cose nuove per il prossimo anno che, come in conferenza abbiamo parlato, lavorare in sinergia anche con altri sicuramente produrrà un successo come lo è stato Gusti di Frontiera. Poi mi permetta di sottolineare, c'è sempre questo gruppo di giovani evergreen pronti a mettere, come si dice, in gioco la propria esperienza. In questo caso è bello vedere come una generazione che forse per certi aspetti potrebbe risultare passata ha ancora molto da dare, molto da dire, e di come i giovani oggi riescono ad apprendere, come una volta erano i nonni con i nipoti, ad apprendere quelle che sono alcune peculiarità del mondo del motore e del trasporto, perché la Fiat 500 sicuramente ha rappresentato per tutti, anche quelli della mia età, comunque un punto di svolta per il trasporto nazionale.